Intanto da sindaco come sta vedendo, come sta andando avanti questa trattativa che la vede in prima linea perché comunque lei scende giù a Roma con la Morandini. Ah, sì, no, essendo a Roma, ma essendo al tavolo istituzionale, cioè non controlliamo i numeri, controlliamo i risultati. I Appunto. risultati non ci sono, come ha detto, come dice la parte sindacale, sono riunioni, è una lunga attesa di un risultato, ma non ci sono effettivamente elementi tali che si possa dire abbiamo iniziato il percorso. Ecco, lei dice dietro a tutto questo c'è un cambio epocale per quanto riguarda proprio l'industria, è diventata finanza. È diventata, sono le logiche del mercato finanziario, le logiche del mercato borsistico, le logiche che denomina un amministratore delegato che mi procura più reddito, cioè taglio le teste, sposto in Moldavia, cioè andremo sempre al rincorso di un paese più povero. E quindi cosa fare? Cosa deve fare la politica, visto che lei è un amministratore ma anche un politico? Beh, oddio, grazie per il politico, ma il politico è tanta roba, eh. Ma l'amministratore spero di farlo. Socialista. È socialista sempre. No, diciamo che il territorio deve reagire compatto, perché prima sono stati ricordati i metalmezzadri, che non è propriamente della provincia di Treviso, ma è della sacca produttiva attorno a Marghera, no? Che poi si è estesa anche a noi. Ma la metalmezzadria era una divisione delle spese in maniera diversa, dunque lo sappiamo tutti, però ha procurato il prorompente industrializzazione di questa zona. E queste zone, ricordavo prima, hanno avuto all'interno e hanno ancora una miriade di aziende piene di professionalità, di capacità produttive e tutto il resto, ma deve fare il sistema, il territorio, e deve fare il sistema la politica che difenda il territorio. Cioè, c'è poco da fare. Se hanno alti costi produttivi, dobbiamo trovare il sistema che tassiamo l'energia elettrica, diamola a prezzo della Polonia, cosa vuoi che ti dica? Ma non è che e l'acciaio costa tanto, ma l'acciaio non lo produciamo più perché non abbiamo più acciaierie in Italia. E prima eravamo i più grandi produttori di acciaio in Europa. Possiamo fare tutto quello che diciamo, ma ci vuole una politica industriale dura e pura, no? Nel difesa della nostra peculiarità, che è quella di essere un paese di trasformatori. Dunque non abbiamo ricchezze se non l'ingegno e la capacità di trasformare. E questo dobbiamo portarlo come territorio al governo per dare la forza al governo, non perché non l'abbia capito, per dare la forza di prendere qualche decisione anche magari impopolare verso un altro tipo di pubblico. Ma dobbiamo preservare il sistema industriale di questo paese. E allora il documento che lei ha letto questa sera, che sarà firmato dai 28 sindaci e non solo da loro, servirà proprio a dare, come dire, una sferzata al governo? Dare una sferzata al governo e che il governo sappia che dietro al il territorio, questi 28 comuni intanto che sono i primi toccati, ma chissà quanti arriveranno, no? Perché abbia la forza di prendere le decisioni che servono per mantenere la capacità industriale di questo paese.